Abbiamo dimostrato che tutte le accuse che ci sono state fatte nell'ultima settimana sono accuse infondate, soprattutto anche l'attacco da parte del professor Crisanti, che è un attacco politico e strumentale solamente per la volontà di demolire da un punto di vista mediatico il sistema sanitario regionale. C'è soddisfazione tra gli esponenti della maggioranza in Consiglio regionale. La Commissione Salute sulla gestione della pandemia in Veneto è servita, affermano, a fugare ogni dubbio sugli attacchi ricevuti dall'opposizione in questo periodo. Un'opposizione che per mesi ci ha attaccato su uno studio di Crisanti che non esisteva, che ancora non è pubblicato e che finalmente abbiamo potuto vedere anche noi, e dove si evidenzia che più del 98% dei tamponi rapidi aveva un esito sovrapponibile ai tamponi molecolari. Quindi per mesi ci hanno raccontato di un 30% di tamponi rapidi che non funzionava. In realtà tutto questo è stato una montatura. Strumentali, secondo la maggioranza, sono state anche le richieste di chiarimento dell'opposizione sull'aumento di contagi e decessi da Covid-19 registrata in Veneto tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021. È del tutto normale che se noi andiamo a spezzettare i 15 mesi di presenza del virus in Italia, vedremo che ci sono stati dei mesi nei quali una regione ha avuto più problemi, dei mesi in cui un'altra regione ha avuto altri problemi. L'unico dato certo è che dall'inizio della pandemia il Veneto è all'8° posto tra le regioni d'Italia per incidenza di mortalità su 100.000 abitanti.